400 atleti in campo, 25 nazioni rappresentate, 80 azzurri, dei quali ben 12 veneti. Sono i campionati del Mediterraneo Under 23 ospitati nel 2018 nella rinnovata pista dello Stadio Picchi di Jesolo. Lo si era sottolineato nella conferenza stampa di presentazione e nella cerimonia di apertura del venerdì. I campionati del Mediterraneo dedicati a questa fascia d'età sono una grande opportunità di confronto a livello internazionale, inserita in calendario giusto una settimana dopo i campionati italiani. Per molti di loro la pista di Jesolo aveva già portato bene in carriera, come per Daisy Osakwe, capitano della squadra azzurra, che nel 2011 aveva vinto gli italiani cadetti negli 80 ostacoli. Poi la scelta di optare per i lanci. Nel disco ha ottenuto un eccellente 58,49. Io mi sto divertendo e spero che anche gli altri lo stiano facendo. Devo dire che sono un capitano un po' particolare, diverso, perché la cosa che dico a tutti è ignoranza, non bisogna pensare troppo, bisogna fare. Come ho detto anche ai cadetti a Fidenza, i risultati arrivano. E la squadra azzurra a Jesolo ha fatto molto bene. Fra gli altri è brillato Daniele Corsa, che con un 45,79 nei 400 ha siglato il personal best, ottenendo il pass per gli europei di Berlino. Daniele Corsa, la strada per Berlino passa da Jesolo. Esatto, la strada per Berlino passa da qui, ho fatto il mio primo personale e sono molto soddisfatto. Raccontaci la gara, com'è andata? Diciamo che è cominciata abbastanza bene, ero molto concentrato, la tensione si è fatta sentire al punto giusto e la gara l'ho gestita nel migliore dei modi perché sono arrivato fino alla fine con un buon dispendio di energia e ho dato tutto fino in fondo e si è visto dall'urlo che ho dato fino alla fine. Filippo Randazzo atterra sull'oro al terzo salto con un 7,88 che rappresenta la miglior misura della sua stagione outdoor. Il 22enne siciliano delle Fiamme Gialle, anch'esso capitano del team azzurro, si rende protagonista di una serie di nulli millimetrici che meriterebbero poi miglior fortuna. Argento per il calabrese Gabriele Chilà, che all'ultimo salto mette paura a Randazzo, siglando la sua miglior misura di sempre, 7,82. Nell'alto brillano Falocchi e Sottile, gli unici a superare quota 2,19. Nella marcia Stefano Chiesa è oro chiudendo in 41,09. Nel getto del peso Fabbri vince l'oro con un lancio a 19,40 davanti a Sebastiano Bianchetti. Sono moltissimi i risultati di spicco degli azzurri, ma su tutti c'è da segnalare il 10,07 del francese Amaury Goletin, sesto miglior tempo nei 100 piani stagionale a livello continentale. È un risultato che lo proietta tra gli osservati speciali in chiave europei di Berlino. Concentriamoci ora sui migliori risultati dei veneti in gara. Negli 800 Elena Bellò interpreta una gara tutta grinta e sul rettilineo finale vince la sfida con la francese Coran Gazeau, 2,04,31 per la 21enne atleta berica delle Fiamme Azzurre. Considerando le condizioni meteorologiche e l'orario sono soddisfatta, anche considerando l'andamento della gara. Infatti la francese gli ultimi 200 metri mi ha praticamente toccata mi ha preso la canotta e mi stava per far cadere, quindi sono contenta. Ho condotto la gara dal primo all'ultimo metro, infatti pensavo di tenere comunque questa tattica e alla fine si è rivelata quella corretta. È ancora un vicentino a imporsi nei 400 ad ostacoli. I suoi finali stanno diventando un marchio di fabbrica. Anche questa volta Matteo Beria, talento dell'atletica vicentina, riemerso dopo una serie di guai fisici, non si è smentito, partendo prudente e andando a riprendere tutti negli ultimi 50 metri. Beria chiude in 50,52, migliorando di 17 centesimi il personale. È stata una finale molto bella, molto combattuta, 7 corsie piene di grandi atleti e devo dire sono passato bene al 200 metri, dopodiché ho amministrato perché sapevo di poter uscire nel finale, che è un mio, possiamo dire, punto di forza, e ci ho creduto agli ultimi 2 ostacoli, sono entrato bene e alla fine quando mi vedi lì poco davanti l'avversario non puoi che dare il tutto. Nei 400 ostacoli donne la 21enne di Bassano del Grappa, Rebecca Sartori, è ancora in linea con le avversarie all'uscita dell'ultima curva, ma poi ingrana la quarta e va a vincere in 57,43, nuovo primato personale. Sono molto contenta, ho fatto un po' un casino in realtà, la ritmica non l'ho fatta proprio giusta, ma c'è un sacco di vento, quindi va bene così.
so che posso fare molto meglio, quindi alle prossime gare vedrò di fare tutto giusto. Nei 400 piani è l'atleta di casa, la veneziana Rebecca Borga, neoventenne e da poco arruolata con le Fiamme Gialle, a chiudere al secondo posto con il secondo tempo ottenuto in carriera, 53,40 a 5 centesimi dal personale. Sono molto contenta di questo secondo posto e un po' anche grazie a tutto il pubblico e il tifo che mi hanno fatto, e soprattutto sono contenta perché è stata una gara un po' particolare con il vento e sotto questo sole molto caldo, e quindi sono contentissima per il risultato mio e della mia compagna. Nei 10.000 sotto il caldo torrido del pomeriggio, Rebecca Lonedo conduce la gara assieme alla compagna di stanza Nicole Reina, salvo poi cederle qualche metro nel finale. Avevo molto tifo oggi e soprattutto quello della mia famiglia che è venuta qui a vedermi, il mio allenatore, e poi avendo corso in casa bisognava per forza andare bene. Sono molto contenta della gara, non mi aspettavo il podio o almeno il secondo posto. È stata una gara abbastanza dura sia per il clima sia perché abbiamo dovuto tirare io e la mia compagna e aiutarci a vicenda, e comunque sono contenta. Oggi non si puntava al tempo ma alla posizione. A un certo punto ci siamo pure parlati dicendo cosa volevamo fare, se fare degli strappetti o meno. Poi abbiamo deciso di fare degli strappetti per vedere cosa succedeva e poi niente, di nuovo il ritmo lento. Alla fine ho detto dai, bisogna andare adesso, dobbiamo soffrire, perché ho capito che la turca era cotta. Alla fine niente, sono andata in testa e ho provato in tutti i modi di tenere il mio ritmo e ci sono riuscita. Molto calore per la squadra italiana che si è espressa al meglio, ma non avevo dubbi perché dopo aver fatto i campionati italiani di categoria lo scorso weekend è chiaro che qui siamo venuti con una squadra in condizione, con alcuni under 20 che hanno fatto molto bene. In generale è una squadra che ha espresso un ottimo valore, lo stesso valore che avevamo già toccato con mano nelle passate stagioni, nelle varie rassegne giovanili. L'edizione più frequentata sia come paesi sia come atleti, anche buoni risultati tecnici e una bella Italia, ma non è una sorpresa una bella Italia. Ormai è qualche anno che i nostri ragazzi dimostrano di essere fra i migliori d'Europa e qui sta continuando la tradizione. Ad esprimere una valutazione eccellente dell'operato della città di Jesolo è il presidente della MAU, la Mediterranean Athletics Union. An excellent organization, and that's why I would like to thank Jesolo City to host this competition, which is a wonderful city. Everybody love it a lot. The organization committee is doing a very great job, and of course the Italian Athletics Federation that proposed to host this competition, the third edition of this competition in Italy, and it is a real success, and I'm sure that it is excellent experience for those people that are under 23, which is a very sensitive age. Questa è una categoria che sta andando verso la squadra azzurra dei grandi, e quindi è una bella cosa che imparino a gareggiare in manifestazioni internazionali con atleti internazionali, quindi l'entusiasmo che hanno è una buona cosa perché questo aiuta poi a fare dei buoni risultati. Le soddisfazioni per noi sono duplici. La prima perché la nostra località è stata scelta appunto come luogo ideale per questa manifestazione, e direi che anche i 2 giorni sono stati molto intensi, favoriti da bel tempo e anche, da come mi dicono gli esperti, da ottimi risultati sportivi. Quindi Jesolo si conferma una capitale italiana, ma direi internazionale dell'atletica leggera. Non solo è una soddisfazione per Jesolo, ma credo che sia una soddisfazione per l'atletica italiana trovare amministrazioni, località, realtà anche, come dire, economiche, imprenditoriali che amano l'atletica e sull'atletica investono anche per la loro promozione e per la loro immagine.